In lingua napoletana la persona pettegola, intrigante, linguacciuta, ciarlatana è detta a capera. È colei che va riportando notizie altrui, che riporta notizie raccolte ad arte, magari arricchendole, corredandole di altre notizie false, ingigantendole, ecco. Teoricamente capera sarebbe semplicemente la parrucchiera a domicilio, solo che a Napoli la capera è più nota per le sue doti di propagatrice di notizie, di pigli e porta, piuttosto che per le sue doti di pettinatrice. E le capere non è detto che siano solamente donne, ci sono molti uomini che sono delle vere e proprie capere. La capera più nota della poesia napoletana è Prazzotella Capera, quella della poesia di Raffaele Viviani. L'undicenne a mancamento son gaunest, non ci stanno fosa in pendere a sta veste, ma mantenga coppa mia, innamorata, a rassusia, che bribanta malattia. Beh, la capera è quella che ti viene un po' pucchia e chiacchiere, quella che attacca una pippa in queste inutili e noiose discussioni, è un'angiucessa, quella che è la seminatrice di discordia, maldicenze, e ingiucessa è proprio onomatopeica, no? Perché viene dal ciuciù, dal parlottio tipico di chi sta confabulando. È detta anche a funnachera, quindi donna dei fondaci, donna di malaffare, detta pure a pirchipetola. Pirchipetola è un termine straordinario perché è l'unione di perchia, che significa appunto donna triviale, volgare, e petula, che è anche però petulante, è una pirchia petola, ecco, insomma. Ma la lingua napoletana è colta e uno dei modi per definire una capera in maniera veramente antica, quasi diciamo vicereale, è che mi pare proprio la trummetta vicaria, quella che fu piglia e porta, quella che piglia le notizie e le porta dall'altra parte. Perché trummetta vicaria? E qui siamo davanti a quello che era il tribunale della vicaria. A trummetta vicaria era il nome che si dava al banditore del Seicento, quando veniva emanata una prammatica che magari annunziava nuove pene, nuovi balzelli, nuovi regolamenti. Allora il banditore si recava a ogni pontone di strada, a ogni angolo di strada, e attirava l'attenzione della gente con una trombetta, e veniva appunto detta a trummetta vicaria. Siamo nell'epoca di Don Pedro di Toledo, e qui venivano concentrate le funzioni giudiziarie al tribunale, che oggi è il Castel Capuano, il tribunale della vicaria. Ma alle vicarie c'erano pure le carceri, insomma ancora oggi qualcuno, quando per esempio insomma sembra essere a un passo dalla prigione, si usa dire voglio tu stai mure e murga a vicaria, oppure qui c'era anche la famosa colonna a vicaria, quella dei debitori insolventi, quella che dà origine appunto mannaggia a colonna, l'altra locuzione mannaggia a colonna infama. Ora che ti ho raccontato tutte queste cose, mi raccomando, non ti mettere a fa a capere, non ti mettere a fa o piglia e porte, insomma non ti mettere a fa a trummetta a vicaria.